Eder. Mac. Pallister. Che molto nella risoluzione del giallo sulla morte di Liliana Resinovic andasse cercato a livello tecnologico, già lo si era capito dal principio. Esattamente da quando stranamente i telefoni di Liliana vengono ritrovati in casa dal marito, prima ad un'ora, poi ad un'altra, poi ad un'altra ancora. Poi arrivano le riprese della cena del 13 sera, poi ancora arriva l'alibi perfetto delle pescherie e quello del giro in GoPro. E quella frase che ancora stride. Controllate. È tutto nei telefoni. Poi le riprese delle telecamere di videosorveglianza della via Damiano Chiesa. No, non è quello l'orario. Bisogna spostare avanti l'orario di 5 minuti. E poi le celle telefoniche. E sì che è stato controllato. Ma quel controllo ha generato ancora più disorientamento e perplessità perché ancora molte cose non tornano su quell'infelice mattina del 14 dicembre 2021, giorno in cui Liliana è sparita. Sono stati sentiti tutti i vicini di casa di Liliana che abitavano nella via Verrocchio 2 e 4, ma non risulta siano state sentite tutte le persone che avevano un'attività o lavoravano di fronte o nei pressi del laboratorio di affilatura dei coltelli usato dal signor Visintin in via Donadoni 36. In effetti, le loro testimonianze avrebbero aggiunto un valore a quanto riferito dal marito di Liliana Resinovic. Ma si sa, la Bora Triestina soffia e soffia forte, così come sarebbe stato utile, nell'interesse del marito della donna scomparsa e poi ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, rivedere anche le giornate del 6, ma soprattutto del 7 dicembre, guarda caso un martedì, giorno in cui Liliana e Claudio Sterpin si incontravano, nelle quali il marito della Resinovic percorre lo stesso identico tragitto, centro città e Carso, che farà il 14 con qualche aggiustamento di orario. Ma torniamo alle celle del 14 dicembre. Appare curioso come il telefono del signor Visintin aggancia alle 9:12 minuti e 23 secondi, orario in cui dovrebbe essere giunto nel suo laboratorio di via Donadoni 36, la cella di via del Molino a Bento 93. Poi il silenzio e il vuoto e il niente fino alle 12:10 minuti e 48 secondi, quando il suo telefono aggancia nuovamente la cella di via del Molino a Bento 93, scaricando numerosi dati. Contemporaneamente, nello stesso orario, il telefono aggancia la cella di via Matteotti 30, senza nessun tipo di attività. Zero dati. Stesso orario. Quindi, certo che molto non torna. Questa cella agganciata della via del Molino a Bento 93 potrebbe confermare il fatto che il telefono del marito della donna fosse nei pressi dell'abitazione di Claudio Sterpin e che il signor Visintin, forse, sapesse della loro frequentazione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.